Sono entrati in vigore da sabato 6 agosto e non senza polemiche i ticket sanitari anche nella Regione Veneto. Si tratta di una manovra nazionale necessaria per la stabilizzazione finanziaria che va in pratica a tassare le analisi di laboratorio e le visite specialistiche che vengono effettuate dal 6 agosto in poi anche se prenotate in anticipo. La normativa prevede il pagamento di 10 euro sulle ricette di visite specialistiche ambulatoriali, per capirsi quelle rosse, per gli utenti che non abbiano esenzioni particolari e che abbiano un reddito uguale o superiore ai 29.000 euro. 5 euro invece per gli utenti con reddito inferiore ai 29.000 euro. Si può essere esenti dal pagamento del ticket per patologia, per invalidità, per età o reddito o per soggetti individuati da normative nazionali o regionali. Non verrà invece applicato in Veneto l'ulteriore ticket di 25 euro sui 25 euro già previsti sui codici bianchi al pronto soccorso, circa 600.000 ogni anno negli ospedali veneti, dove rimarrà in vigore la gestione di sempre. Quindi il ticket non sarà dovuto per le prime cure che si concludono con il ricovero o con un periodo di osservazione, per le prestazioni rese in caso di infortunio sul lavoro, per le prestazioni indifferibili a giudizio del medico, per le persone con codice rosso o giallo alla dimissione o nel caso di codice verde quando il caso è valutato comunque urgente dal medico del pronto soccorso, da persone esenti per patologia o per età e reddito, dai bambini con età inferiore ai 14 anni, da persone con traumatismi e avvelenamenti acuti. In termini numerici sono poco più di 3 milioni e 54 mila per l'esattezza, i cittadini veneti che per reddito saranno chiamati a pagare il nuovo ticket sanitario, visto che i 2/3 della popolazione veneta risulta avere un reddito inferiore ai 29.000 euro. In pratica, se oggi un ticket per visite e altro poteva arrivare al massimo fino a 36 euro, ora potrà arrivare a 46. Naturalmente chi ha già pagato in anticipo la prestazione dovrà ora integrare la somma dovuta. A tutti invece sarà richiesta l'autocertificazione del reddito al momento dell'accettazione. Molti gli ospedali veneti che in questi giorni, proprio per aiutare i cittadini, stanno distribuendo materiale informativo sulle nuove disposizioni.